Sulle recenti operazioni di polizia avvenute nel comune empedoclino, anche il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello, dice la sua, senza entrare nel merito delle inchieste che in questi giorni hanno interessato il comune di Porto Empedocle, scrive Calogero Martello, prima con l'inchiesta relativa ai presunti tentativi di estorsione ai danni di talune imprese e poi da ultimo di sostanze stupefacenti, l'amministrazione comunale esprime da un lato forte rammarico per l'immagine negativa che tali fatti stanno determinando anche a livello nazionale sull'intera comunità empedoclina e dall'altro lato forte preoccupazione per la recrudescenza di fenomeni delittuosi che sviliscono l'azione di risanamento economico e sociale portato avanti con determinazione dall'amministrazione attualmente in carica. Sul punto, benché le inchieste siano ancora in fase preliminare e meramente cautelare, sentiamo la necessità, continua Martello, di esprimere forte disagio atteso che tali fatti, ove dovessero poi trovare conferma processuale, impattano negativamente sul processo di sano sviluppo fin qui programmato e portato avanti. La legalità è e rimane un punto fermo dell'azione amministrativa e politica di questa amministrazione, che ha il dovere di tutelare quella parte maggioritaria della città onesta e lavoratrice. Per questi motivi, continua Martello, l'amministrazione valuterà l'opportunità e la fattibilità giuridico-processuale di un'eventuale costituzione di parte civile del comune in entrambe le inchieste, al fine di tutelare l'interesse generale della comunità empedoclina nei valori di legalità, trasparenza e sano sviluppo economico.